Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Siamo in zona rossa, come sapete, siamo in lockdown, non si può uscire, ma io una piccola avventura ve la voglio regalare lo stesso. Devo rimanere entro i confini del mio comune e non ne uscirò, ma speriamo di poter vedere qualcosa di bello ugualmente. A più tardi. Esco da casa e mi avvio. Si parte proprio da qui. Avanti. Una bella salita ci conduce all'interno del parco Spina Verde. È qui che faremo la nostra avventura. Questo parco che fa da corona al mio paese, Parè, e a Cavallasca e Adrezzo, un posto proprio veramente bello. Stiamo attraversando un bosco che in questa stagione offre anche questi colori. Qua, in questi bellissimi prati, che ormai sono un po' secchi, vengono allevati numerosi cavalli. Li potete vedere laggiù che pascolano tranquillamente in questa zona assolutamente incontaminata. Stiamo attraversando un bellissimo bosco con un'ampia vista verso Cavallasca e San Fermo. E qui si scende un pochino di quota. Qui vedete, si vedono dei ciottoli. Ecco qua, qui ancora meglio, eccoli qui. Questo sentiero, questa era una strada praticamente per carri e per pedoni e una volta era completamente pavimentata in ciottoli. Ecco una cosa che forse pochi hanno visto. Queste sono le vecchie trincee della Prima Guerra Mondiale. Queste erano caverne scavate per mettervi gli esplosivi e per nascondere i soldati. E qua invece ci sono tutti i muri a secco realizzati e qua sotto vedete tutta la trincea scavata e tutta sottomurata per poter resistere. Questa venne realizzata dal generale Cadorna pensando che durante la prima guerra mondiale gli austriaci potessero penetrare in Italia attraverso la Svizzera e quindi qui fece una grande linea di difesa. Guardate ora dove siamo. Questa è la sorgente del Seveso. Qui nasce, in territorio di Cavallasca, e comincia a scorrere e da qui attraversa le province di Como, Monza Brianza, Milano, attraverserà Milano per sfociare poi nel Naviglio della Martesana. E questa è la chiesetta di San Rocco. In questo luogo nel 1600 venivano seppelliti i morti della peste bubbonica. Poi nel 1857, in seguito a una peste di colera, la gente di qua decise di costruire un santuario a San Rocco che è il protettore dei malati epidemici. E quindi credo che si dovrà venire qui a dire una preghiera in queste occasioni, in questo momento. Eccola qui, la chiesetta con questo bel portale in bronzo, e qui a fianco c'è l'antico lavatoio ed è un posto un po' abbastanza suggestivo dove tutti gli anni ad agosto si fa una bella festa in onore di San Rocco, quest'anno naturalmente non c'è stata. Ai piedi della scaletta che sale alla chiesa c'è questa stele con la scritta, se si potrà vedere, contagio. E qui venivano raccolte le elemosine a favore dei malati di colera. La zona umida di Parè, uno dei punti più suggestivi dal punto di vista naturalistico. E qui dove quest'acqua è permanente crescono delle bellissime piante. Questi sono degli ontani meravigliosi e qui c'è una fauna abbastanza ricca, naturalmente prima dei girini che poi diventano rane, salamandre e c'è la famosa
la taste, che è la rana rossa. Io sinceramente non l'ho mai vista, però dicono che ci sia. Qui su questo piccolo specchio d'acqua sta tramontando il sole. Non potevo non mostrarvi questa curiosità. Questa è la rete di confine fra Italia e Svizzera. Io sono in Italia, appena al di là c'è la Svizzera e guardate qui cosa c'è. Appena al di là una statua di legno con la bandiera, in alto la bandiera svizzera, un cippo in granito e una scultura in ferro. E questo è il punto più a sud della Svizzera. E i confederati ci hanno fatto un piccolo monumento. Un'impegnativa salita con accanto una via Crucis per giungere a Chiesa Volt per noi paesani, il santuario di Chiesa Alta, una bella chiesetta dedicata alla Madonna Assunta, che pare essere il tempio più antico, il tempio cristiano più antico di tutta la nostra zona. Eccola qui, guardate che bella, queste bellissime tavole all'ingresso. Fu costruita nel XII secolo, poi rimaneggiata nel XV secolo e successivamente abbandonata per un po' di tempo e poi ripresa più tardi dai cittadini di Rezzo, che ne hanno fatto il loro luogo sacro più importante e a cui devono più devozione. E da questa collina potete anche ammirare un bellissimo panorama, eccolo qui, sulla pianura sottostante, ed un meraviglioso tramonto. Sono quasi le 5, il sole ci sta salutando, da quassù è molto bello. Io da qui saluto voi e vi do appuntamento alla prossima. Spero che anche questa avventura, benché piccola, vi sia piaciuta. A presto.